Di libro in libro, la Biblioteca di Musile di Piave si trasferisce all'interno del nuovo centro culturale, pronto per la tanto attesa inaugurazione di domenica 8 dicembre. 250 bambini delle scuole di Musile, formando un allegro serpentone, si sono divertiti a trasferire simbolicamente di mano in mano i tanti libri della sezione ragazzi della Biblioteca Comunale dalla vecchia alla nuova sede. Ovviamente è un gesto simbolico, ma deve servire anche per interessare i ragazzi alla lettura. Io domani lo dirò in un discorso che ho preparato, quanto importante è leggere, conoscere e leggere tanti libri, perché sono la base di ogni cultura e della nostra, soprattutto quella occidentale, che è una cultura meravigliosa, come anche le altre, per l'amor di Dio, però noi dobbiamo riappropriarci delle nostre basi culturali. Abbiamo interessato le famiglie per avere l'autorizzazione, molte mamme sono qui presenti e i miei ragazzi ci sono. La scuola c'è perché è giusto che per un evento così importante, quale l'inaugurazione e l'apertura del nuovo centro, della nuova biblioteca che aspettiamo da tantissimi anni, è giusto che ci siano i ragazzi perché possano ricordare a futura memoria di esserci stati in questo giorno meraviglioso. E dopo tanto lavoro, in attesa della festa di domenica pomeriggio per l'apertura del nuovo centro polivalente, Nutella Party per tutti.